Ah, amici bellini, allora come andiamo? Io avevo un pochino cose da fare, tipo, non so, le iene. Lasciamo perdere. Che è successo? Ha parlato, Spalletti, dobbiamo parlare del Barcellona? Ci siamo? E allora cominciamo, direi, no? Cominciamo. Eh sì, dico al Valerio Fluido di ieri che l'oggi Spalletti ha parlato. E come si è parlato? Cioè, che questo è solo di Lorenzo. Dietro tutto Spalletti. Mamma mia. Ok, bene. Le cose importanti prima. Mugiano, benvenuto, nuovi iscritti, eccetera, eccetera. Voglio fare un ringraziamento alla community, all'esercito belli. Guardate un secondo, no, perché... Cioè, rendetevi conto, appena la conferenza poi viene messa dal vivo su YouTube ufficiale del Napoli, guardate che succede, cose pazzesche, cose veramente incredibili, bellissimo. Sono proprio orgogliosissimo di tutti voi. Non mi voglio prendere meriti che non ho, perché noi siamo piccolini, eccetera, eccetera. Però mi sa che il livello sta salendo in generale. Cioè, sicuramente siete tutti voi che riempite quella chat anche di considerazioni, di domande, eccetera, eccetera. Se ci sono quei tifosi un po' più banalotti o un po' più, sai, non lo so, anche volgari a volte, perché in queste chat, in tutte le conferenze di tutte le partite ci sono le volgarità. Proprio di me pochissimi. Che meraviglia, veramente che meraviglia. E un ringraziamento speciale va a Carlo Piccirillo perché... Caro Napoli, guardiamoci nell'anima. A fine live io ho pure chiesto di mettere i like preventivi, cioè non sono preventivi, postumi, quelli là così, perché avete chiuso la live con 425 like, una cosa del genere. Adesso salgono perché la guarderà. Il consiglio che vi do, spassionato da uno che lo fa tutti i giorni: dovete fare l'anteprima della live. Se fate l'anteprima e uno lo sa e si mette il promemoria, aumentano i like, arrivano i like preventivi, gira di più l'algoritmo e sappiamo che viene messa in onda, perché non viene fatto sempre. E ho dovuto aspettare Carlo Piccirillo, che me lo ha detto via Instagram, l'amico bellino via Instagram, che mi avverte e dice: guarda che la stanno facendo, perché ero già rassegnato 5 minuti prima, perché è cominciata pure in ritardo, quindi anche durante la cosa ho cercato, non è uscita il promemoria perché non hanno fatto l'anteprima, capito, la programmata, e quindi mi ero rassegnato a sentirla in radio con le pubblicità, eccetera, eccetera. Invece no, bravo Napoli ad averla fatta dal vivo. Aggiungiamoci un'altra cosa: l'anteprima del promemoria della cosa, poi crescono i numeri, arrivano più like, credetemi. Allora, domande a Di Lorenzo. Ovviamente Di Lorenzo parla un po' il calcese, noi ci concentriamo un pochino di più sulle parole di Spalletti e poi dopo con un ambrabam passiamo anche a fare un pochino delle ipotesi di formazioni, quindi cerchiamo di andare veloci su Di Lorenzo. Quanto siete carichi? L'importanza dei tifosi, non ho nemmeno messo la risposta, perché poi sull'importanza dei tifosi non ha manco risposto, proprio perché questa è un'altra cosa divertente, a parte i dissing che poi Spalletti farà al giornalista di ESPN, e poi ne parliamo, la classica, no, dei giornalisti, la prima domanda, e poi volevo chiedere, fanno sempre 2, a volte 3, dopodiché il Napoli deve ripetere questa cosa, fate una domanda alla volta e ne fanno comunque 2 e poi qualcuno invece con più correttezza ne fa 1, eccetera, eccetera. Perché ho letto rigore. I rigori, vi siete preparati per i rigori? Perché potrebbe essere un'eventualità in caso di pareggio anche dopo i supplementari. Ci alleniamo sempre per i rigori, se c'è da battere sono pronto a batterlo, dice Di Lorenzo. Dobbiamo essere più aggressivi e più coraggiosi. Questo è importante perché poi il tema tattico del piano gara verrà esposto durante tutta la conferenza. Osi da solo, questa cosa ovviamente ci siamo accorti, no? Ce l'abbiamo riflettuto un pochino tutti sul fatto che se Osi parte da solo poi ci allunghiamo e crossa lui, e Di Lorenzo dice non deve crossare lui, cioè non si deve proprio porre questo problema e dobbiamo accompagnarlo meglio. L'andata può servire per conoscere, nel senso, adesso sappiamo un pochino meglio come si affronta il Barcellona, almeno la loro forza, e per migliorare dobbiamo, ecco, qua ci dà già
già uno spunto, dobbiamo rischiare un po' più la giocata, perché se poi noi rinunciamo, ci difendiamo solamente e lanciamo la palla in avanti, loro che sono corti, diventa difficile uscire palla al piede. Allora qualcuno dovrà prendersi delle responsabilità anche da dietro, con dei passaggi precisi. Gli 1-2, lo dico io, non l'hanno detto loro, gli 1-2 deve essere la disponibilità del centrocampista che giostra col terzino, questa sarà la cosa importante, altrimenti è difficile. Gli infortuni a gare in corso ovviamente incidono, chiedono, sì, ma pure no, perché poi alla fine tutti sanno il piano gara perché si prepara in allenamento, quindi anche quelli che entrano, non è che uno prepara la gara solamente con quegli 11 titolari e quelli che entrano non sanno cosa fare, anche quelli che entrano sanno cosa fare. E passiamo a Spallettissimo, servirà più coraggio, può darsi, ci dà un paio di titoli Spalletti che veramente... se non se li prepara di notte è brillantissimo. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. È bello. Sarà banale, sarà insomma una frase fatta, però la dice bene e sembrava nemmeno preparata, quindi chapeau sulla prontezza di Spalletti. Come sensazione generale, io l'ho visto un pochino, sai, piccato in certe risposte, così, non duro ma serio, ecco, serio. Ha dovuto mettere dei puntini sugli, e così si dice poi in napoletani, puntini sugli, però anche con la voglia del sorriso, cioè stava un pochino più sereno, l'ho visto pronto rispetto ad altre volte che era un po' più scocciato. ESPN però gli chiede di Lozano e gli chiede di Ospina e la Spalletti perde un po' la pazienza, perché su Lozano, vabbè, dice dobbiamo vedere giorno per giorno perché la spalla è una cosa seria, eccetera eccetera, e su Ospina c'è pure questa cosa. Lucia, tu devi capire una cosa, quelli non se le vedono nemmeno le partite, loro controllano, magari a fine gara ha giocato Spina tra gli 11 titolari, ha giocato Lozano, e poi fanno gli articoli o fanno le domande. È chiaro che non c'è da parte loro un approfondimento serio sul Napoli, capire la gestione dei portieri, eccetera eccetera, e dici ma tu vuoi Spina titolare, Spalletti, e allora devi fare meglio il tuo mestiere, boom, pam, mazzate di morte, perché Ospina è sempre titolare, ed è pure vero, perché poi Ospina, però poi se vai ad approfondire, Ospina è diventato titolare, si era cominciati con Meret, poi ci sono stati problemi per Meret, Ospina quando non ha giocato era infortunato, insomma la rigira un pochino, e poi ci conferma che si è traslato questa cosa, Meret è il portiere dell'Europa e quindi si è fatta questa scelta, e quindi c'è questo dissing finale, il che Lucia, a noi ci può anche esaltare che tu ti difendi bene eccetera eccetera, però con le televisioni estere facciamo attenzione, perché ci siamo fatti un nemico, credimi che ci siamo fatti un nemico, e ESPN non sarà dolce di sale con il Napoli. Comunque, dove dobbiamo essere diversi da Cagliari? Sì, noi dobbiamo puntare sulle nostre qualità piuttosto che cercare se la mettiamo sul piano dei nostri difetti, cioè se la mettiamo sul piano della lotta, della fisicità, della battaglia a centrocampo, partiamo perdenti, e quindi dobbiamo puntare sulla nostra qualità. Palla a terra, la fa semplice, dobbiamo giocare palla a terra, le rotazioni non sono possibili, uno lo vorrebbe anche fare, ma e qui c'è un'altra piccola incazzatura, perché dici io che rotazioni dovevo fare nella partita scorsa che a centrocampo non c'era più nessuno, e ci ricorda una cosa, dice chi viene da infortunio rischia anche magari di infortunarsi, quindi non è detto che possa partire da titolare, però più in là ci conferma alcune cose, per esempio la presenza di Insigne che comunque viene da infortuni, evidentemente non era così grave e già si è fatto questo discorso preventivo di non rischiare. Una domanda, per carità, e quindi la domanda è chi è la favorita? Domanda banale, e potevi pure non farla. E poi la seconda, la lezione di Cagliari, che poi è la stessa domanda di prima, però Spalletti la domanda banale la trasforma con una risposta, non dà una risposta in calcese, dice il Barcellona magari è la squadra più forte quindi parte il favorito, lui Spalletti ci dice non c'è la favorita, prendetela come volete, ti dà questa impressione di voler galvanizzare i propri giocatori e di non partire sconfitti, e questo non è male, che poi noi tra di noi
tra di noi, e ve lo dico io per un po' di pompieraggio, perché sennò poi ci rimanete male e pensate il Napoli è favorito, eccetera eccetera. Spalletti ha detto non c'è una favorita. Poi noi ci guardiamo nell'anima, guardiamo la formazione del Barcellona, ci ricordiamo come hanno giocato contro di noi, guardiamo la nostra, sicuramente ce la possiamo giocare, ma pensare che siamo più forti di loro ci andrei prudente, ma va bene così. La lezione che dobbiamo prendere da Cagliari è qua, questo è proprio il titolo esagerato che è piaciuto anche molto in chat. Dimostrare alle TV, cioè io ho scritto dimostrare alle TV, ma dimostrare a chi ci guarda, e scrivo TV perché questa partita poi è veramente in mondovisione, magari un Cagliari-Napoli non se la guardano quelli di ESPN, ma Napoli-Barcellona sì. Dimostrare alle TV, quindi giocatori, carissimi giocatori, avete anche più occhi addosso. Dimostrate che rispetto al Cagliari si è vista più fame salvezza che fame di lotta per lo scudetto. Importantissimo. Dimostriamo alle TV, a chi ci guarda, ai nostri tifosi, che abbiamo veramente voglia di farla questa impresa, perché di impresa si tratta. Fate vedere. E quindi almeno non avremo quella sensazione di sai, ma la famosa cazzimma eccetera eccetera, non si lancia il cuore oltre l'ostacolo. Questo non possiamo proprio avere. Se poi siamo inferiori sul campo è un altro paio di maniche, uno lo accetta. 10ª partita in 51 giorni. Antonio Giordano corretto, ne fa una sola. È possibile prevedere una fatica oltre che fisica, mentale? Spalletti sì, e ne parla, e ricorda che oltre a questa cosa qui il problema è che si può essere più affaticati proprio perché in questo periodo abbiamo avuto poche rotazioni a disposizione e quindi bisogna fare uno sforzo massimale. Poi gli si chiede del recupero di Insigne e Spalletti ci fa la lista di quelli che sono in recupero e quindi che probabilmente partiranno da titolare. Anzi, passiamo già, perché questo già è bello lungo, è lungo il titolo, e passiamo già in questa zona di Amrabat, perché a questo punto qua ci dobbiamo mettere Meret senza alcun dubbio, ce lo dobbiamo mettere Di Lorenzo, perché nel parlare di Insigne Spalletti ci parla di Politano, del recupero di Politano, di Osi che non si è aggravato, di Fabian che è recuperato e anche di Lorenzo, quindi qua ci mettiamo Di Lorenzo e non credo di avere dubbi, e nessuno di voi ne ha. Qua ci mettiamo Rachmani e non credo di avere dubbi. Ramano, il Ramarro. Qua ci mettiamo K2 e non abbiamo dubbi, e qua credo ci manteniamo il ballottaggio Mario Rui, Juan Jesus, anche perché poi dopo arriva la domanda su Traoré e Dembélé. Magari un Dembélé lo può seguire di più Mario Rui, però l'idea Juan Jesus aveva funzionato anche abbastanza bene, quindi onestamente facciamo al contrario, Mario. Facciamo al contrario. Dopodiché Fabian qua ce lo mettiamo, Lobotka non è possibile. Sarà interessante vedere la situazione. Ci metto Dem perché Anghissà comunque non è recuperato. Qua ci metterei Zielinski come al solito. Qua ci metterei Insigne perché la notizia che ci dà Spalletti è che Insigne parte titolare. E qua ci metterei Politano, nonostante ci ha fatto sapere che è un rischio far rientrare i giocatori, soprattutto quelli degli infortuni muscolari, subito titolari, e anche il signor Osimhen. E quindi questa potrebbe essere la formazione. Questo dubbietto, ma ce lo teniamo così. Poi c'è un Elmas variabile impazzita che può giocare al posto di Dem se Dem non l'ha visto bene, ma non credo, si dovrebbe partire così. Elmas può finire qua, Mertens può entrare al posto di Osimhen o al posto di Zielinski, vedrà come si sarà, ma bene o male, ragazzi, io penso che questo è, no, poi non ci sono molti dubbi. La domanda, Barcellona ha postato la foto in onore di Maradona con i giocatori che vanno con la maglia ai quartieri spagnoli, grafica, non è che è successo proprio così, Piqué vestito da calcio ai suoi quartieri spagnoli con la maglia di numero 10 del Barcellona. Per chi da che parte starà Barcellona? Nella chat di YouTube dice, Valero Fluido si incazza. Se è vero che la domanda è particolare, io ne approfitto per dire che a me ha dato fastidio quella foto, invece mi ha dato fastidio, mi sa di una certa ipocrisia. Sappiamo che Barcellona tifosi, Barcellona società non hanno mai trattato bene Maradona, anzi lo hanno veramente trattato malissimo, quindi questo adesso post mortem mi sembra un utilizzo bieco e meschino per ricevere dei like e rabbonire la gente. Non mi piace sinceramente. E secondo
secondo me Spalletti ha risposto proprio bene, perché dice Maradona non aveva problemi a prendere posizione, non stava mai con un piede di qua e di là, non era un politicante che, capito, con diplomazia, no, lui stava con noi e sarebbe con noi e sta con noi. Noi non ce l'abbiamo un Maradona così, ma se tutti insieme ci mettiamo nella scatola della partita lo facciamo felice e magari gli diamo un'emozione in più. Ah, come viene lungo questo titolo, ma ci si diverte. Avete lasciato i like perché il Napoli ne ha presi 400, noi dobbiamo dimostrare che gli amici bellini me ne danno di più, 800, vai, perché poi loro saliranno dopo, tengono 200.000 iscritti, sono pochi 200 per una squadra di calcio, sono pochi 200.000 iscritti, però vabbè, andiamo avanti. Oh sì, il furore di Osimhen che prende il pallone dopo il gol al 90esimo e se lo porta, il furore può servire, la capata, hashtag sotto nei commenti, la capata di Osimhen, Spalletti la dichiara proprio così, questa incazzatura animale come ce l'aveva Maradona. Ecco, gli altri devono dimostrare quello stesso furore e anche seguirlo, altrimenti siamo lunghi, perché se lui va da solo a fare questo furore, magari un pallone lo recupera, si guarda intorno e gli altri non hanno seguito, se diventiamo lunghi è anche tatticamente sbagliato, quindi questo è importante. Gli obiettivi, che siamo ancora in corsa, eccetera eccetera. Spalletti ci deve ricordare che l'Atalanta ha una partita in meno, l'Inter ha una partita in meno, ragazzi, ci dimentichiamo lì, lasciamo perdere, e però uno deve avere l'ambizione. È chiaro che i tifosi sono delusi se non si vince col Cagliari, è chiarissimo, e lui dice l'ambizione di pigiare in avanti l'hanno i tifosi, ma la dobbiamo avere pure noi. E poi un'altra frase, anche religioso, sappiamo che Spalletti ci tiene molto: ciò che è impossibile a noi è possibile a Dio e Dio è con noi. Prendetela come la volete. JJ, Rachmani e Robotka recuperati da Spalletti e con Gulam? Questa è una domanda che a me fa piacere, perché stabiliamo una volta e per tutto quello che vi ho detto finora, che Gulam è chiaro che giocherebbe titolare sempre in tutte le squadre se stesse bene. Dice non è merito mio se ho recuperato quelli là, è sempre merito dei calciatori, ma per Gulam non è che è demerito suo, anzi l'ho limitato io, quindi scelta di Spalletti non rischiarlo e non avere un giocatore che ti può essere un giocatore in meno, ma parla di pezzi di partite dove Gulam ci potrà essere utile. Ascoltatemi bene, pezzi di partite, quella è la sua autonomia per rendere. Poi nel caso dell'emergenza assoluta, che eravamo 13 contati, è chiaro che Gulam la deve fare anche tutta, però pezzi di partita dove magari è capace che ti mette un cross decisivo, una capata, con un calcio di punizione, e andiamo. Traoré o Dembélé, ma ricordiamoci pure Torres, Bright White, eccetera eccetera. Noi dobbiamo pensare a noi, non dobbiamo sperare che gli altri facciano qualcosa di male, altrimenti non va bene niente. La partita di andata era un sogno, di dream match, eccetera eccetera. Stiamo ancora dormendo. Fosse Spalletti è geniale. Stiamo ancora dormendo, è ancora un sogno, è sempre la stessa cosa, non è che mi dovete ripetere le stesse cose, ma in questa domanda così che è sempre eterea, che non significa niente, lui insiste sul campo: bisogna cominciare l'azione, bisogna pressarli alti perché loro sono corti e vogliamo segnare e cercare di vincerla nei 90 minuti, quindi non possiamo immaginarci a livello di intenzione, di piano gara, un Napoli che attende e cerca di mantenere lo 0-0 o un pareggio per andare ai supplementari o ai rigori, perché così secondo me le prendi. Quindi l'idea di Spalletti è quella di provarci, no? Il dovere di provarci. Questo è un altro paio di mani che vi spiegherò poi dopo. Se uno ci riesce, se non ci riesce fai la partita e ti adatti, guardiamo i primi 10 minuti della partita e poi così. Nel frattempo 18 minuti, vabbè, lasciamo, va bene così. Non so nemmeno se la posso vedere domani, lo sapete? Avete visto in giacca e cravatta? Tengo delle cose da fare, di conseguenza state tuned. Instagram, Telegram, tutte le cose belline, potrebbe succedere cose strane, veramente non lo so. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e un saluto finale ai proprietari di casa. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.